condizionata per cavalli di 3 anni sul miglio, in 11 dietro l'autostart, 1 Gallius Mark, 2 Goblin di Poggio, 3 Grand Tour Jet, 4 Giorgia Ferm, 5 Gianna Jet, 6 Guai Stecca, seconda linea 7 Goccia dei Venti, 8 Greco TRGF Risaia, 9 Gombitelli, 10 Glacial Storm V, 11 Gandhi dei Greppi. Corsa decisamente incerta. Partono svelti Gran Torgette, Guai Stecca, cui cerca di opporsi. Numero 1 Gallius Goblin di Mark Poggio. squalificato. Goblin di Poggio prova a rientrare, riesce a conquistare la testa, tagliando fuori Gran Torgette e Guai Stecca, mentre in seconda posizione cerca di serrare sotto Giorgia Ferm, ma riesce a sistemarsi poi in seconda posizione. Numero 9 Gran Torgette. Gombitelli squalificato. Squalifica per Gombitelli, rimane all'esterno invece Guai Stecca. I 400 se ne vanno con Goblin di Poggio che li percorre in 29,7, seconda posizione per Gran Torgette, poi Giorgia Ferm, all'esterno Guai Stecca, gli altri a seguire con 600 iniziali che scorrono via in 45,2 da 1,15,3. All'esterno si impegna Guai Stecca, ma davanti c'è Goblin di Poggio con Gran Torgette che si getta di galoppo in terza Numero 3 posizione. Gran Torgette Finisce così squalificato. Greco Risaia TRGF, mentre in quarta c'è Numero Goccia 5 Gianna Jet dei squalificato. Qualifica anche per Gianna Jet, siamo ora al completamento del chilometro che Goblin di Poggio può percorrere nell'ordine del 1,16,4, in schiena c'è sempre Guai Stecca, poi Greco TRGF Risaia, tallonato da Goccia dei Venti, cavalli sul rettilineo delle scuderie, 400 alla conclusione, Goblin di Poggio in vantaggio, Guai Stecca che sposta nuovamente il suo esterno, poi c'è anche Greco TRGF Risaia insieme a Goccia dei Venti, allunga però Goblin di Poggio, a lungo deciso sul finire della piegata, in seconda posizione sempre Guai Stecca, poi Greco TRGF Risaia che viene superato da Goccia dei Venti, finale con Goblin di Poggio che vince ancora bene nei confronti di Guai Stecca che corre comunque molto bene. Al terzo posto finisce Goccia dei Venti. Alla prima uscita per il team di Holger Ehlert, subito a segno Goblin di Poggio, Roberto Vecchione in sediolo per i colori del Cumana Group. Vediamo le battute conclusive. Primo piano in percorso di testa di Goblin di Poggio, corre bene Guai Stecca al secondo, al terzo finisce Goccia dei Venti.